Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di Noi Sicilia. In apertura la conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al riconoscimento per tutta la Sicilia delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali a causa della persistente siccità che colpisce l'isola da circa un anno, una delle più gravi dell'ultimo cinquantennio. Adesso serve solamente la firma del decreto da parte del Ministro della Sovranità Agricola, Alimentare e Forestale. Incidente mortale sulla A20 Palermo-Messina nel tratto tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. La vittima è un 47enne catanese che si è schiantato con l'auto contro un muro di contenimento. A bordo un'altra persona, sempre catanese, è rimasta gravemente ferita. Dinamica ancora tutta da ricostruire. Ci spostiamo a Porto Empedocle nell'Agrigentino, dove un venditore abusivo è stato denunciato 2 volte nel giro di pochi giorni perché vendeva acqua altamente contaminata da batteri coliformi. Per lui anche una maxi sanzione da oltre 20.000 euro. Dolcezza in corsia a Palermo, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno donato un congelatore pieno di gelati di ogni tipo e gusto ai piccoli pazienti del reparto oncologico pediatrico del Civico, un carico di bontà tanto inaspettato quanto gradito. È in chiusura il meteo, anche domani persiste il caldo e lo stato di preallerta incendi su tutta la regione, temperature massime fino a 35 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.